come al solito io che sono un pigrone avevo bisogno di rilassare la mente. L'ultima volta ci siamo visti nello studio di Michele Marcon ad Asolo e si parlava di tranquillità di progettazione e del luogo di progettazione, quindi il bianco, la Sì, vetrata. sì, Non a caso c'era Renzo Lupatin con noi che ha fatto un primo piano del tavolo di lavoro dove ancora c'è la matita, il foglio, e quindi questo ti dà l'idea di come un designer ha bisogno sia della parte tecnologica del computer, ma assolutamente, soprattutto della parte riflessiva e ispirativa che è quella assolutamente. esterna. I Borghi Europei del Gusto hanno deciso di portare come partner Michele Marcon con Comunicare per Vivere nel percorso che li avvicina verso Expo 2015. Nell'ultima intervista fatta dall'altro collega, io ero dall'altra parte, facevo l'intruso, Eh sì, Michele mi ricordo che disse a noi c'è un progetto che sta per andare a definizione con un importantissimo produttore di cucine italiano. Adesso possiamo dire che il progetto c'è, che sì, parte, parte, possiamo fare anche il nome, sì, sì, anzi non lo assolutamente. faccio io, la soddisfazione la diamo al designer, il nome della... La Snyder Cucine. Racconta un po' questo progetto Snyder, Ma diciamo che per grandi questa, linee, senza scoprire tutto subito. sì, diciamo che più che un progetto diventa quasi diciamo, una collaborazione, diciamo quasi un full immersion con l'azienda, perché poi ad oggi le aziende non richiedono da parte del design un semplice mordi e fuggi, perché poi io non riuscirei a mettere il mio imprinting e l'azienda comunque non riuscirebbe ad avere un pensiero. Ok? Quindi è partita questa collaborazione prendendo, diciamo che l'azienda Snydero mi ha dato da seguire più che altro il reparto, diciamo, young, il reparto giovane, i prodotti rivolti verso un pubblico giovane. E niente, da qui è partita questa collaborazione, sto progettando due cucine, una cucina diciamo più rivolta al pubblico giovane ma di primo impianto, cioè che si va dai 20 anni ai 30 30 anni. anni e un altro diciamo fascia sempre giovane che va diciamo dai 30 ai 40-45 anni, un po' questo è quello che si era così Quindi io che sono ci siamo vecchio, presi. va bene, va bene, Esattamente. va bene. Di cui nella prima abbiamo una forte caratterizzazione a Realizzazione, livello di colori e di tecnologia, quindi l'impianto domotico il frigorifero che piuttosto, parla esattamente, con... piuttosto che tutti questi sì, diciamo aggeggi tecnologici. tecnologici, mentre il secondo che ci sia anche sicuramente un design molto moderno, ma anche un ritorno un po' alla memoria, c'è una cucina che comunque io Focolare, l'ho definita vintage, no? Ok, sì, è una cucina che comunque ha un sapore, no? Ha un po' di consumato, un po' di... Io mi vissuto. immagino sempre il classico, non lo so, classica persona, il classico 35enne, 40enne, molto giovane, molto fresco, con i jeans strappati, la camicia bianca, un po', hai capito? Un po' zingaro io lo Sì, definisco, no? sì. Ok? Dove questo vuole un qualcosa di più rispetto alla classica cucina lacata bianca piuttosto che colorata, insomma. Ecco. Quindi è partita questa, diciamo, questi due progetti che andremo a presentarli quest'anno al Salone del Mobile a Milano ad aprile e speriamo che abbiano un buon successo, insomma. Sicuramente andremo già a presentare, non sarai solo perché le nostre telecamere ti seguiranno, Bene, bene, documenteranno perfetto. quello che succederà Su invito su della invito della Snyder. Sì, Snyder. il video del Snyder, anche E perché poi assieme alle due cucine ci saranno rappresentazioni di altre tre cucine fatte da altri designer magari storici che quindi in collaborazione sempre con Snyder e quindi ci sarà quasi un'esplosione di stili all'interno di questo stand, no? Che poi vanno così a essere trasversali per i vari gusti, insomma. mentre entravamo nello studio di Michele, sai che io sono molto attento a quello che succede attorno. Antonio Barone, che è ospite non solo dell'iniziativa, ma in questo momento è ospite dello studio di Michele, ha avuto la stessa sensazione che ho avuto io quando sono entrato la prima volta. E la sua prima riflessione a voce alta è stato: ci sono 4 punti che già mi rendono simpatico questo designer. E i punti sono il pavimento, il bianco, i materiali di utilizzo. Questo te la dice Non ha lunga. detto la moglie perché non l'aveva visto. No, no. L'altra sera ci siamo visti con Michele e abbiamo scambiato, sai che io mi piace spaziare perché un designer è colui che deve fare in modo che quello che poi viene disegnato, mi rifaccio a quello che diceva Michele la volta scorsa, deve essere poi
non solo utilizzato, certo, ma la parte cosiddetta di scarto non deve essere buttata. assolutamente. E l'altra sera siamo visti con Michele, si parlava, e io ho questa fissa degli oggetti che ormai sono oggetti di culto, no? Tu pensa che c'è gente che mette visto da me, gente che va a comprare gli occhiali per la montatura, ma le lenti sono neutre. Cioè Vero. no, no, no. Allora quando si arriva a questo, vuol dire che ormai siamo arrivati al capolinea. Allora ho detto a Michele, perché io ho fatto ho lanciato una sfida, disegna un occhiale che abbia le stesse linee guida di quelli che sono i tuoi progetti e lo realizziamo. Una bella provocazione. Anche È perché una bella provocazione, sì, una bella provocazione, però bella- molto molto interessante. Trasferisci sì. lo spirito e la creatività Sì, nelle sì, chiavi. sì, infatti. Tornando invece al percorso verso Expo 2015 e alla possibilità concreta di realizzare una monografia di contenuto e non di facciata. L'altra volta parlavamo del fatto che al di là del computer a te piace ancora avere la matita in mano. Assolutamente. Cosa ne pensi di quelli che la matita non la sanno più usare? Guarda, io mi trovo molto in difficoltà quando nel mio studio faccio dei colloqui con persone giovani, perché comunque io mi piace essere attorniato da giovani, no? E vedo che su quel che riguarda il mondo del web sono dei draghi veramente. Però dal momento che io gli do una matita in mano, porca miseria, lì veramente decade tutto, decade il pensiero, decade la voglia, decade proprio anche la manualità stessa, no? Perché se loro, ho mai trovato uno che mi dica, beh, io non so disegnare, ma mi piacerebbe disegnare a mano. Neanche quello, capito? Non trovo Negazione quello. assoluta. Negazione. Probabilmente la vedono come una perdita di tempo, probabilmente avranno anche ragione, perché in questo mondo che corre così veloce sta lì a perdere tempo a disegnare a mano, che poi comunque il mondo è sempre in continua evoluzione, vedo io anch'io. Non preoccuparti, anche noi siamo giornalisti slow. No? Io voglio- Molto lento. Sia io che Giorgio, che Giuseppe, mi viene- siamo slow, no? Molto, ci piace fare le cose ancora con Molto piacere. Mi viene da fare una passione del mestiere. una riflessione legata agli itinerari culturali, no? Certo. E E adesso poi cosa anche alle ci profonde riflessioni che faceva Giorgio Vizioli. E oggi purtroppo la maggior parte delle persone che si affacciano alla vita professionale escono dall'università, c'è sempre più la presenza di una conoscenza nozionistica Sì. e non una conoscenza profondo vissuto di quello che hanno studiato. È vero, è vero. E comunque il discorso un po' di quello che è il disegno a mano, secondo me, come tutte le cose bisogna averlo dentro. C'è poco da fare, insomma, perché vedo anch'io, ho 2 figli, hanno la stessa età, però chissà perché uno è più bravo e l'altro meno bravo. Quindi è una cosa che uno ce l'ha dentro, e non è detto che è la maestra che insegna. E questa è la realtà, insomma, ok? Quindi, però ci sono delle persone che secondo me avrebbero la capacità, però sono svogliate da questo. Ecco, Giuseppe ha parlato prima della monografia, volevo soffermarmi un attimo su questo perché noi siamo già operativi, abbiamo già le scalette di lavoro di quella che sarà la monografia e le occasioni di riflessione del lavoro, distinto in settori, industrial design, stand, cioè abbiamo le varie situazioni. Io volevo soffermarmi soprattutto su quel progetto che avete presentato, no? Noi abbiamo avuto sinceramente a novembre, dicembre, una proposta di una grande ditta che costruiva cucine, non si dice cos'è perché siccome non è andato in porto, che ci ha proposto l'ennesimo stage dove mettere una cucina con i soliti cuochi che fanno le ricette, cioè la solita trasmissione di cucina. Voi sapete, no, quanto noi odiamo le ripetizioni, ormai la televisione è infarcita di Antonelli Clerici e similari che fanno queste trasmissioni, Sono tutti cucine. Non ci può interessare. Invece l'interessante di questo del progetto che Michele sta sovrintendendo è questo. Abbiamo parlato di Expo 2015. Giuseppe l'altro giorno ha tirato fuori un discorso importante. Non si può parlare di agroalimentare, del prodotto, Di enogastronomia senza parlare della storia della terra, dell'agricoltura, cioè di quelle che sono le tradizioni che portano a. Noi nel nostro itinerario di Borgo Europeo del Gusto avevamo un progetto che riguarda proprio la cultura contadina, no? Quindi ecco, ieri per esempio è intervenuto il direttore del Museo della Vita Agricola, io sto già pensando alla cucina veneta, no? Dal Palladio alla cucina della contadina fino alle ultime innovazioni, fino alla domotica. Dopo ho pensato anche, sono venuto a sapere che Bianca, che è qua con noi, è addirittura un'esperta di museografia aziendale, no? Ho detto, ma senza volere, guarda te, ci siamo trovati con un progetto, no?
di questo genere e si aprono gli spazi anche per una possibilità di dialogo. Perché capite che se un progetto come il nostro si limita a fare o la marchetta pubblicitaria per Michele Marcon, che non gli va bene neanche lui perché è troppo intelligente per capire che quella se la può fare in un momento quando vuole, voglio dire, no? Invece essere inserito in un progetto europeo con uno spessore culturale che con professionalità certe, perché immagino soltanto Giorgio Vizioli che prende in mano tutta la parte comunicazione a livello nazionale e la trasmette, una che è esperta di museografia aziendale per i musei, perché ci dà la possibilità di interpretare la storia attraverso la museografia aziendale e anche perché le aziende masticano poco. Il Museo della Vita Agricola di Susegana, di cui ieri abbiamo parlato per le cucine, è un ammasso di roba buttata là, che quindi ha bisogno di riordino, di percorsi, cioè sono tante le cose. Allora voglio dire, professionalità certe, professionalità comunicazionali, visto che questo è un progetto soprattutto di questo tipo, ecco allora che può diventare emblematica la figura di Michele. Cioè voglio dire, Michele in questo momento rappresenta tutto l'industria del design, il movimento dell'industria del design, non è più solo il caso suo personale, non so se riesco a spiegarlo. Certo. Quindi non è un svilire Michele Marcone, è metterlo invece in un fiume culturale che ha un significato ben diverso. Ecco, io ci tenevo a mettere in luce questo discorso qua perché ritengo sia importante. Mi aggancio a quello che hai detto adesso, perché Michele prima quando parlava delle cucine che farà per la Snyder, non a caso lui che è un giovane, lo posso dire perché... Sì. Io potrei essere suo fratello maggiore, sicuramente. Non mi hai detto il papà, no? No, ma a casa no, sarei stato molto precoce per essere umano. E diceva che vuole una cucina vintage, quindi c'è la capacità di dire a chi sta in cucina, perché la cucina è sempre stato il centro della famiglia. Cioè i problemi se ne parlava a tavola in cucina, una volta nascosto con la mamma, con la nonna, col nonno, perché una volta i nonni vivevano in famiglia, le famiglie non le come. E il ritorno perché tu guardi la televisione, non vedi più una bella cucina, vedi queste fiamme, questi fuochi ipertecnologici e poi il vuoto totale. E ti chiedi da dove vengono queste pendole, perché si utilizza questo materiale. Quindi stanno vendendo l'enogastronomia esattamente come ci hanno venduto gli Swatch, gli smartphone, ci stanno sempre più spingendo a un popolo di consumisti senza però insegnarci che cos'è la nostra storia, perché l'enogastronomia in Italia, la dieta mediterranea, l'enogastronomia, il patrimonio enogastronomico nostro, penso che al mondo ce ne sono pochi che possano competere. Ma è vero, perché posso aggiungere una cosa solo? Certo, devi aggiungere. Il vintage, questo stile, che poi non è uno stile, è semplicemente un ritorno alla memoria, nasce proprio perché per coprire quella fascia di persone che sono magari un po' più mature a livello di consapevolezza, di acquisto e vogliono una cucina sicuramente moderna, sicuramente di design, non vogliono una cucina retro, sicuramente, però comunque hanno sempre la voglia del profumo del vecchio, del profumo dell'usato, no? È vero questo qui, perché magari una cucina ipertecnologica, però che magari abbiano il bancone in legno vecchio, uno stimolo. E questo qui è una cosa che comunque è proprio la nostra terra che ce la tramanda questa qui, perché noi possiamo avere vestiti più moderni possibile, avere la tecnologia migliore, però sotto abbiamo sempre qualcosa, abbiamo la voglia sempre di qualcosa di coccolo, no? Quando Michele parlava, adesso penso che abbia avuto la stessa riflessione a te, perché te l'ho letto negli occhi, ti è venuto in mente un personaggio che tu hai avuto ospite l'anno scorso a Santa Maria di Sala, vintage, Ciro Iengo, perché a Ercolano in Italia, nessuno lo sa, lo sanno in pochi, il cuore mondiale del vintage è Ercolano. C'è una catena di negozi di New York, sono 7 negozi, che mensilmente comprano dei prodotti vintage italiani e li rivendono a New York. Allora, sono miliardari anche perché io sono stato a fare una visita lì e la cosa che mi ha sconvolto, c'è un personaggio, perché tu lo vedi, questo bassettino, vedi arriva, si chiama Catello, tu entri in questo negozio che è tipicamente napoletano, no? Perché vedi di tutto, immenso, e lui dice questo è solo quello che io ho. Allora tu gli chiedi ma ce l'hai un vestito così? E lui dice 8ª fila a sinistra e ti becca e poi dice questa è la parte normale, adesso ti faccio vedere la parte che mi dà soddisfazione. Lui è il costumista preferito di Tornatore, apre una porticina così, si apre un tunnel e trovi le carrozze 600-700 vere,
una roba Che impressionante, meraviglia. sotto, eccola, cioè è la parte, la Napoli bella, la Napoli nascosta, che però la conoscono i turisti e gli italiani no. È vero. Bisogna tornare alla Nel corso degli interventi nel comune di Masere, dove abbiamo presentato per la prima volta Michele agli ospiti, gli avevo chiesto un sacrificio anche ieri, Vabbè, stavo ci per una mancherebbe. partecipazione. Ci sono stati interventi variamente interpretabili, ce n'è stato uno secondo me completamente sbagliato, non si dice di chi perché non voglio fare polemiche, che è stato poi ripetuto anche poi quando ci siamo trovati al tavolo ieri sera, no? Nel senso basta con questi discorsi della memoria, basta con le robe così. Cioè, francamente, oltre ad avermi urtato, perché parlavamo di storia, quindi fuori contesto completamente delle cose, no? Invece l'esempio delle cucine, cioè, questo è un esempio, di come invece la storia sia un rafforzativo per le imprese di oggi che poi vanno alla conquista del mondo. Cioè lo spessore culturale, la storia, non sono un elemento di perdita di tempo, come ha detto questo grande personaggio dell'amministrazione pubblica, voglio dire, no? Perché basta, non bisogna più parlare di cose del passato, della memoria, bisogna dare spazio alle imprese. Io penso che coglionerie più grandi non possono essere state dette. Scusatemi la franchezza, però io sapete che sono abituato a dire quello che penso. Noi che stiamo facendo il discorso agli architetti, abbiamo Palladio a casa nostra, il fiume di cultura, no? Che alimenta il DNA dei costruttori veneti, Certo. e che quando vai all'estero rappresenta una qualificazione in più, qualifica di più la tua. Ecco. Non parliamo poi, se parliamo di rotte di felici o di itinerari culturali. Come mai c'è ancora questa pervicace cultura antistorica di molti funzionari pubblici? Io non ho detto neanche come, perché non mi interessa fare polemica. Cioè, voglio dire, darsi una zappata, ci siamo capiti, insomma. O è così o sono io che mi sono evitato per niente? Beh, sono delle chiavi di lettura. Senza dubbio io condivido il pensiero di una persona molto più importante di me, che ha detto che chi non ha passato non ha futuro. Ecco, queste sono espressioni che al di là del gesto così momentaneo esprimono una filosofia. Di sicuro oggi lo strumento migliore di comunicazione, ma in senso lato, è lo storytelling. La gente vuole sentire raccontare una storia. Attraverso questa storia noi possiamo raccontare un territorio, possiamo raccontare un'azienda, possiamo raccontare una vita, perché alla fine è quello che ci tocca, quello che entra nel nostro cuore. La presentazione asettica alla lunga poi stanca, perché la globalizzazione si perde come una goccia nel mare. Dobbiamo ragionare diventano tutti plurirelazionali, scusa la battuta, voglio dire. Sì, è un po' come quando si andava alla BIT e tutti gli stand dicevano: noi abbiamo un bel territorio, abbiamo prodotti tipici, abbiamo una bella aria, però erano tutti uguali, alla fine non interessava a nessuno. Il ragionamento da fare oggi è come comunicare quello che abbiamo e come comunicarlo nella maniera corretta. Senza dubbio a livello aziendale c'è da fare un grande sforzo. Siamo in una società in cui ci sono troppe storie, un eccesso di comunicazione, una ridondanza proprio. E allora la selezione, paradossalmente la tecnologia non ci ha aiutato a selezionare l'informazione, ma ce ne ha dato una quantità nettamente superiore, tanto da non riuscire più a gestirle. Allora la capacità di raccontare, di sintesi, di raccontare attraverso una storia la filosofia di un'azienda, la filosofia di un prodotto, di un qualcosa che ci serve, nel caso delle cucine ci serve ogni giorno, come invece questa visione della cucina di una volta dove si svolgeva l'attività familiare, sia nei momenti negativi quando c'erano problemi, ma per le feste si andava tutti in cucina e si preparava insieme il pranzo della festa. Ecco, c'è bisogno di un ritorno, e lì non è una questione di vintage o non vintage, è un'esigenza dell'uomo. L'uomo ha bisogno di punti di riferimento. Questi punti di riferimento li dà l'abitudine, lo danno i ricordi. Noi viviamo molto di ricordi, ci affezioniamo a un luogo perché ci ricorda qualcosa di quando eravamo più piccoli, di quando magari non avevamo i problemi da adulti, allora ci ricorda qualcosa di positivo. E allora da questo punto di vista lo sforzo non è di cancellare il passato. Purtroppo questo negli anni 70 l'abbiamo fatto in maniera esagerata. Io ho dell'esperienza, avendo gestito delle attività di musei etnoantropologici, di gente che veniva e diceva: ma un carretto siciliano quanto può valere? E quando gli dicevo il valore di oggi di un carretto siciliano, dicevano: mannaggia, l'ho messo nel camino, perché in quel periodo si buttava tutto quello che era vecchio, era simbolo di vecchio, andava eliminato perché era vecchio. Non ti dico da noi, no, della nostra gente in Campania, che per mettersi le cucine in formica ha buttato via 24 visità, recuperavano e poi le vendevano a milioni, voglio dire, tanto per dirla chiara come andavano le cose. Posso raccontare tante storie originalissime, certo. C'ho una struttura di turismo rurale molto bella,
che ha un grandissimo successo, non fa più pubblicità perché ormai col passaparola si riempie tutto l'anno. I due fratelli che la gestiscono hanno fatto un'operazione, hanno comprato, dovevano arredare le camere, hanno comprato un numero di letti, un numero di sedie, di tavoli, eccetera, poi andavano in giro nelle campagne, entravano nelle case dei contadini, quando trovavano qualche sedia vecchia, facevano vedere una nuova e togliere quella vecchia. Hanno restaurato, le camere sono originalissime, sono tutte diverse, ma tutte con uno stile unico che ricorda l'ambiente in cui è inserito questa struttura. Questo è il successo. E se non si ragiona in termini di dare un senso a quello che facciamo, purtroppo siamo in un'epoca in cui si vedono delle cose insensate. Se io voglio andare, che ne so, in Spagna, magari devo passare da Monaco anziché andare direttamente. Ecco, a questo punto la ricerca di un qualcosa di sensato è un'esigenza non solo per il momento di relax, il momento della vacanza, eccetera, ma anche nella vita quotidiana. E per questo anche la scelta, gli antichi sceglievano la posizione delle case in base agli elementi naturali. Oggi noi purtroppo assistiamo alla costruzione di edifici che non sono vivibili perché chi ha progettato quelle case non ha pensato di inserirle nel contesto, al di là dei tetti spioventi in realtà mediterranei, lasciamo perdere questi aspetti più esasperati, per esempio l'allineamento delle case in funzione del sole dove batte o del periodo caldo, del periodo freddo, gli eventi del territorio che incidevano sul riscaldamento, sul raffreddamento delle case. Dobbiamo ritornare un po' a queste esigenze perché l'uomo del passato lo faceva, non capisco perché l'uomo, come si dice, l'uomo più sviluppato non riesce a trovare. Colgo al volo questa battuta perché mi rifaccio a quello che diceva Michele prima, quello che hai detto tu e quello che hai detto Giorgio, no? Quando tu parlavi del fatto che la multimedialità ha portato all'esasperazione, in effetti è vero, perché tu considera che al terzo click chi cerca qualcosa, se non ha la risposta se ne va. Okay? Però ho trovato invece, io nel mio peregrinare notturno, ho trovato una cosa bellissima. In una biblioteca, in un paesino piccolo della Francia, c'era scritto Very Book, okay? Il racconto reale. E poi c'era dei bambini e una maestra ed era la contrapposizione a Facebook, dove la gente, pur di autocelebrarsi, dice sono qui, ho capito. Allora provate a chiedere a quanta gente è andata in questi posti e dire raccontami, non ti sanno dire dove sono stati, ti fanno vedere soltanto dove erano e si sono celebrati. Però, per esempio, la torre degli Azzellini, uno magari si fa la foto, sono qui, ma dove eri? Il territorio? Esatto. Che provincia sei? Perché si dice 100 orizzonti? Perché sei ad Asolo? Cosa c'è ad Asolo? Non c'è più. Non c'è più questa capacità di conoscere il territorio e di raccontarsi. Allora Michele, per concludere questa ennesima puntata che ci ha fatto veramente piacere, volevo dire ai telespettatori, vedete, nulla è precluso quando si hanno progetti culturali precisi, neanche la presenza di un personaggio come Antonio Barone, che colgo l'occasione così per ringraziarlo ufficialmente, che viene in uno studio di design, lui direttore rappresentante ufficiale dei 26 itinerari del Consiglio d'Europa, e confronta le sue idee con un grande progettista. Bisogna superare un po' questa filosofia dei luoghi di incontro, dove ci incontriamo e con chi. L'importante è la qualità dell'incontro. Questa è la cosa che mi piace sottolineare. Noi riusciamo a lavorare così perché ci sono dei progetti culturali sostanziosi, incontriamo gente che ha progetti culturali da dire. Siano essi Antonio Barone, direttore della Rotta dei Fenici, Michele Marcon, grande designer, o giornalisti del fondo, giornalisti poveri come noi, tipo Vizioli ed altri. Grazie a voi, alla prossima puntata.